Domani in prefettura firmeremo questo importante protocollo d'intesa territoriale e siamo contenti che ci sia anche l'allargamento alle guardie giurate, perché tutto ciò che possiamo mettere in campo per cercare di arginare le situazioni spiacevoli che si stanno verificando nelle nostre città deve essere messo in atto. In prefettura saranno presenti tutti i sindaci dei principali centri della Marca che con il progetto Mille occhi sulla città intendono aumentare gli standard di sicurezza urbani. La novità preannunciata dallo stesso prefetto di Treviso ai nostri microfoni riguarda il coinvolgimento, soprattutto in ottica preventiva, degli istituti di vigilanza privata. Polizie locali, forze dell'ordine e vigilanza privata tramite questo protocollo si coordineranno e daranno una risposta migliore in termini di sicurezza, perché ci sarà uno scambio formalizzato di informazioni tra questi soggetti. Lavorare in rete anche in questo caso secondo noi pagherà. Sempre più importante su tutti i fronti creare una sinergia tra istituzioni, quindi siamo assolutamente d'accordo che deve esserci una costante collaborazione sia con la prefettura ma con gli istituti di vigilanza, cosa che già facciamo, ma anche per quanto riguarda con le forze dell'ordine quali ad esempio qui a Montebelluna i carabinieri. Per l'associazione Furti in Corso si tratta dell'uovo di Colombo. È da anni che il sodalizio guidato da Cristian Demma propone il coinvolgimento degli istituti di vigilanza ai comuni. Il problema dove sta? Sta che è 2 anni e mezzo, 3, che Furti in Corso va come un idiota ai comuni a spiegargli che questa cosa sarebbe da fare. Qualche comune ha preso in giro furti in corso, qualche comune ha negato l'esistenza dei furti dicendo che loro vivono in una nuvola felice dove i furti non ci sono e via dicendo. Quindi se lo dice qualcuno si può fare e si sta zitti, sì, bella idea. Se lo dice il pirla qualsiasi, brutta idea, non si può fare, è impossibile. Sai, apprezziamo che ti stai dando da fare, ma di fondo non è un'idea intelligente, addirittura qualcuno mi aveva detto così. Datelo adesso per cortesia a dire alla prefettura, che così o diciamo che facciamo i forti con i deboli e i deboli con i forti, giusto?